Ci siamo, buonasera a tutti, invito a chi non si è accomodato di accomodarsi, sedetevi, prendete posto, buonasera, benvenuti tutti. Vorrei cominciare il culto di questa sera con un brano della prima lettera ai Corinzi, capitolo 1, versetto dal 26 fino al 29. Invito ad aprire la Bibbia cartacea, chi ce l'ha, se no sul telefono, se no la proiezione dietro lo metterà. E Paolo scrive alla Chiesa di Corinto: infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione. Non ci sono tra di voi molti sapienti secondo la carne, né molti potenti né molti nobili, ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono, perché nessuno si vanti di fronte a Dio. È interessante notare che il nostro Dio pensa al contrario. Il nostro Dio fa tutto al contrario rispetto a come lo faremmo noi esseri umani. Lui ama chi noi odieremmo, perdona le persone verso cui noi terremmo rancore e Lui sceglie gli ultimi, gli scarsi, i deboli, i poveri, gli emarginati. Dio ha sempre avuto un particolare affetto per le persone che non piacciono a nessuno, le persone che sono ai bordi della società, e tante volte noi per primi ignoriamo queste persone, ignoriamo queste situazioni, ignoriamo le persone che alla società non piacciono. Questa sera noi parleremo di due categorie di persone che sono legate tra di loro, che sono delle categorie molto delicate della società e due categorie che Dio ama profondamente, che sono gli orfani e le vedove. Persone che hanno perso i loro padri, le loro madri, persone che hanno perso il loro marito, il loro partner e che si ritrovano in situazioni di difficoltà, persone che spesso la società lascia al margine, dimenticate, gli dà un assegno, ogni tanto si rientrano dentro particolari schemi, se no vengono lasciate ai bordi completamente a loro stesse. E Dio si prende cura molto attentamente di queste categorie e Lui vuole chiamare la sua Chiesa a prendersi cura di queste categorie di persone. E adesso lascerò la parola alla Lode in modo che noi possiamo, prima di discutere di questo argomento, aprire il nostro cuore a Dio, versare a Lui tutto quello che è stato in questa settimana, tutte le nostre ansie, i nostri problemi, le nostre paure, e adorare Lui con un cuore pieno di gratitudine e pieno di un desiderio di celebrarlo e di innalzarlo. Amen. Alziamoci in piedi per lodare il nostro Signore, e mentre iniziamo con la lode vi chiedo di uscire dal vostro posto e andare a salutare quella persona che non vedete da una settimana e benedirlo. Amen. Cantiamo insieme. Celeste lassù, tutto lodi.
agisci in potenza, combatti per noi, tutti si ginocchieranno. Oh, tu sei l'agnello, l'agnello immolato, hai vinto e spezzato le catene del peccato. Tutti si ginocchieranno qui davanti a lui, tutti si ginocchieranno. Le catene del peccato, tutti si ginocchieranno qui davanti a lui, tutti si ginocchieranno. Cantiamo insieme: chi fermerà l'Onnipotente? 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 Fermerà l'Onnipotente. Tu sei il leone, leone di Giuda, ruggisci in potenza, combatti per noi, tutti si ginocchieranno. Oh, tu sei l'agnello, l'agnello immolato, hai vinto e spezzato le catene del peccato. Tutti si ginocchieranno qui davanti a lui, tutti si ginocchieranno. Tu sei il leone, leone di Giuda, ruggisci in potenza, combatti per noi, tutti si ginocchieranno. Oh, tu sei l'agnello, l'agnello immolato, hai vinto e spezzato le catene del peccato. Tutti si ginocchieranno qui davanti a lui, tutti si ginocchieranno. Amen. Battiamo le mani al nostro Signore. In 1 Giovanni 4,16 dice: e noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Dio è amore e chi dimora nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui. Amen. Penso che questo versetto sia una certezza per la nostra vita, che soltanto attraverso il sacrificio di Cristo Gesù noi abbiamo l'accesso al Padre, e noi siamo qui stanotte per innalzare questo Cristo, che non è semplicemente un Cristo, è il nostro Cristo, il nostro Salvatore, colui che ha dato la sua vita per noi. E riflettendo sul tema di oggi, pensiamo a come noi ci sentiamo degli orfani quando non vediamo il nostro Padre, quando pensiamo che noi non abbiamo il nostro Padre vicino. Il Signore è in ogni momento con noi e non ci lascia mai. Guarisce le nostre ferite e Lui è venuto per darci una vita nuova. Quindi possiamo cantare questa canzone Osanna con il cuore aperto, dicendo: Signore, io ho bisogno di Te. Io consegno la mia vita, anche se non ho niente da darti,
però io ti do quello che ho, nonostante sia un piccolo pezzo, un piccolo istante, però io te lo do. Amen. Sulle nuvole, gli angeli lo lodano. Vedo il suo amore e grazia lavare ogni peccato in noi. Lodiamo a Lui, cantiamo a Lui. Osanna, Osanna, Osanna su nei cieli. Osanna, Osanna, Osanna su nei cieli. Questa generazione che ha scelto di servire Dio e ha fede in Lui, ha fede in Lui. Sappiamo che il risveglio verrà se noi preghiamo a Dio e lo invochiamo con tutto il cuore. Osanna, Osanna, Osanna su nei cieli. Osanna, Osanna, Osanna su nei cieli. Tu che sai cambiare il cuore, cambiami Signor, cambia il mio dolore. So che la tua volontà sia fatta in me. So che ami come te. Apri gli occhi miei che io veda il Re. Tutto ciò che ho è tuo per sempre. Solo la Chiesa, Osanna. Dichiara con il tuo cuore, Osanna. Osanna su nei cieli. Osanna, Osanna, Osanna su nei cieli. Osanna,
Dichiariamo, venga il tuo regno, Signore, ancora una volta. Venga il tuo regno. Venga il tuo regno. Venga il tuo regno. Signore Padre, ti ringrazio per questa sera, Padre, ti ringrazio per la tua presenza. Signore, abbiamo dichiarato col nostro cuore che il tuo regno possa venire. Abbiamo dichiarato col nostro cuore che tu possa cambiare i nostri sentimenti, che tu possa cambiare il nostro cuore, che tu possa farlo nuovo, Padre, che tu possa rinnovarci, Signore, che possiamo essere più simili a te, che sia tu a risplendere, che sia la tua luce a uscire da noi, Padre. E ti ringrazio, Signore, per tutto l'amore che ci hai dato questa sera. Padre, ti ringrazio per questa generazione che ha scelto di servirti, ti ringrazio per questa generazione che ha scelto te, Padre. Ti ringrazio per la possibilità che ci dai su questa terra di poter scegliere te nei momenti di difficoltà, nei momenti in cui ci sentiamo soli, Padre. Questa è l'unica opportunità che abbiamo per poterti lodare dal profondo del nostro cuore, scegliendo di lodare te e non di andare da tutt'altra parte, Padre. E io ti ringrazio per questa immensa possibilità che ci dai. Ti ringrazio per questa benedizione che ci hai dato di poter essere vivi, di poter essere qui a lodarti, Padre. E io, Signore, dal profondo del mio cuore ti ringrazio per ogni adolescente, ogni persona che in questa sala ha deciso di seguire te, che ha deciso di seguire te con tutto il suo cuore, Padre. Il mio cuore gioisce davanti a tutto questo, il mio cuore è felice di tutto ciò. E è una felicità che viene da te, Padre, è una felicità che viene dal tuo Spirito Santo, Signore. Io ti ringrazio per lo Spirito Santo, ti ringrazio perché ci hai lasciato questo Consolatore. Ti ringrazio, Signore. Ti ringrazio per quello che sei, ti ringrazio per tutto quello che ci dai. Ti ringrazio perché in ogni momento pensi a noi, in ogni momento che stiamo vivendo della nostra vita, Padre, tu è già secondo il tuo piano. Ti ringrazio perché sei sovrano di ogni cosa, perché sei sovrano di ogni situazione, perché sei sovrano di ogni nostro momento buio, Padre. Tu sei sovrano sopra ogni cosa, Padre. E ti ringrazio perché noi possiamo guardare te in questi momenti. Ti ringrazio perché noi possiamo clamare, noi possiamo gridare a te in questi momenti, Signore. E ti chiedo che sempre più persone possano conoscere la tua essenza, che sempre più persone possano conoscere la tua personalità e che possiamo essere noi ad essere usati per questa generazione là fuori che è persa, Signore. Che tu possa usarci, Signore. Sono sicura che ci sono tanti qua dentro che gridano a te di voler essere usati, Padre. Ti prego, Padre, usali nel tuo nome, usali con la tua potenza, usali con la tua gloria, Signore, e che il tuo regno possa crescere sempre di più, Padre. Che tu possa darci il coraggio di poter portare in chiesa tutte le persone che sono vicine a noi, tutte le persone che vogliamo vedere nei cieli insieme a noi, Padre. Che non possiamo perdere opportunità, Signore, perché tu ci hai dato, con tanto dolore tu ci hai donato la salvezza, Padre. Che possiamo portare questo amore, questo dolore fuori, Signore. Benedici questa generazione, Signore, benedici ogni cuore che sta gridando a te. E ti chiedo, Padre, di parlare a loro, che loro possano essere convinti di ciò che sono, di quello che sono in te, Signore. Che da questa chiesa possano uscire missionari, che da questa chiesa possano uscire pastori, che da questa chiesa possano uscire adoratori, che da questa chiesa possano uscire ogni tipo di persona che possa parlare e portare fuori il tuo regno, Padre. Nel nome di Gesù che sia così, Signore. Ti ringrazio di nuovo per questi ragazzi, Padre. E ti chiedo tutto per la tua gloria, unicamente per la tua gloria, Signore. Nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Amen. Amen. Bene, per me è un piacere essere qui, un altro sabato. Benvenuti a tutti che non vedo già da parecchio tempo. Qualcuno che magari è tornato dalle vacanze di Natale, le vacanze invernali, qualcuno magari l'ha passato in montagna, qualcuno magari, spero che semplicemente vi siate
tutti quanti divertiti. Quello di cui parleremo oggi è sempre un altro capitolo di Controcultura, il libro che stiamo leggendo, che siamo partiti a leggere a partire dall'anno scorso. E oggi in particolare, come hanno già anticipato, parleremo degli orfani e delle vedove, categorie molto particolari nella nostra società. In particolare durante tutta questa predica vi chiedo se avete in mente qualcuno che un orfano, una vedova, pensate intensamente a quella persona mentre poi analizzeremo che cosa dice la parola di Dio al riguardo. Prima, giusto per capirci, tiriamo fuori qualche statistica. Partendo dalle statistiche si va sempre bene. In particolare mi interessano le statistiche qua, in Italia. E inizio subito col dire che in Italia gli orfani, per il fatto che siano dei minori, sono estremamente tutelati dalla legge, così tanto che non esistono statistiche ufficiali. Ad oggi un conteggio più o meno grossolano porta una stima di 30-35.000 orfani, o come è la giusta definizione, minori fuori famiglia. Sì, perché tutte queste persone, questi 30-35.000 più o meno, non sono in orfanotrofi. Gli orfanotrofi in Italia sono stati aboliti nel 2006. Questi sono ragazzi che ad oggi, per come funziona il sistema, sono presenti in casa e famiglia. Non so se qualcuno di voi ne ha mai sentito parlare. Situazioni difficili. In Italia poi, sempre alcune statistiche molto alla mano, conta 3,8 milioni di vedove. A queste statistiche però va sempre aggiunto un numero che non è effettivamente calcolabile, ma di persone che purtroppo vivono come orfani. Magari ragazzi che sono stati praticamente abbandonati dalla famiglia, sulla carta risiedono in un determinato posto, ma poi magari sono ragazzi che sono stati abbandonati per strada, magari sono ragazzi che sono stati abbandonati in qualche comunità, persi. Questi sono orfani singoli, cioè contato che abbiano perso o la mamma o il papà. E dentro questo numero c'è circa un quarto di persone che hanno perso entrambi i genitori. Quindi è una situazione sociale molto presente nella nostra società. Magari non conoscete di persona, ma magari potete trovare qualcuno che ha una situazione familiare così difficile che praticamente sta vivendo come un orfano. E quando noi leggiamo la Bibbia possiamo osservare la costanza che Dio ha nella sua parola nel parlare di orfani e di vedove. Andiamo a vedere molto velocemente alcuni versetti, non serve che li cercate, sono presenti? Sì, sono presenti lì sopra, poi vi dirò esattamente quali versetti aprire le vostre Bibbie, ok? Ma ad esempio in Deuteronomio, poiché il Signore, il vostro Dio, Egli è il Dio degli dei, il Signore dei signori, il Dio grande, forte, tremendo, che non ha riguardi personali e non accetta regali. Amen. Questo è Dio. Ok? Lo stesso Dio che abbiamo lodato fino a 2 secondi fa, lo stesso identico Dio, grande, forte e tremendo, che fa giustizia all'orfano e alla vedova, che ama lo straniero e gli dà pane e vestito. Poi ancora Salmi, Dio è padre degli orfani e difensori delle vedove nella sua santa dimora. Esodo, non affliggete la vedova né l'orfano, questa è una legge durissima nel codice delle leggi ebraiche. In Isaia, vi ricordate di Isaia, giusto? Abbiamo studiato in campeggio, in particolare il capitolo 53. Bene, adesso nel capitolo 1 imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate l'oppresso e fate giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Versetti che di nuovo martellano, ce ne sarebbero davvero davvero tanti, potremmo stare qua tutta la sera, ma in particolare adesso vorrei concentrarmi su un versetto, perché fino adesso è tutto Vecchio Testamento, un versetto del Nuovo, e questo invece vi invito caldamente a cercarlo nelle vostre Bibbie. In particolare mi piace sempre quando i predicatori qua davanti citano la posizione del versetto e poi lasciano un po' di tempo per fare in modo che la gente lo trovi nelle proprie Bibbie personali. Perciò in Giacomo 1,7, ok? Nuovo Testamento, potete aprire la vostra Bibbia cartacea, potete accedere nel vostro telefono. Piacerebbe tanto arrivare nel giorno in cui riuscite a seguire effettivamente una predica senza troppe pause per trovare il versetto. Quello è un obiettivo che potete perseguire in questo 2024. In Giacomo 1, versetto 7, sta scritto: la religione pura
e senza macchia davanti a Dio e Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri dal mondo. Bel versetto. Soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni. In particolare quel soccorrere, se avete una versione molto molto vecchia della Bibbia, viene sostituito da un visitare. Questo perché nell'originale greco la parola usata, che adesso non ve la cito perché non so pronunciare le parole in greco e non voglio fare figuracce, ma nell'originale greco quella parola al posto di che noi traduciamo con soccorrere, in altri contesti viene spesso utilizzata per tradurre visitare. E non è un visitare qualsiasi, non è un visitare di cortesia, un caffè, magari 2 chiacchiere, no, è la stessa identica parola che nella Bibbia viene utilizzata per descrivere come il Dio Onnipotente visita il suo popolo, come visita il suo popolo per fornire conforto, per fornire sostegno, per fornire incoraggiamento. Perciò quando noi leggiamo questo versetto qua di Giacomo 1,7, possiamo facilmente dedurre che questa non è una semplice visita di cordialità, non è un semplice vedere più o meno come stai. No, è una vera presenza al fianco delle persone, nutrendo i loro bisogni, nutrendo una sincera preoccupazione per i loro bisogni. Questo è il comandamento e non è un qualsiasi comandamento, lo leggiamo all'inizio del versetto, la religione pura e senza macchia. Che strano, io personalmente non mi ricordo di altri versetti in quale si parla della religione pura e senza macchia. Perché il Signore nella sua parola dovrebbe definire in questo modo la pura religione? Lo troviamo nella seconda parte del versetto, conservarsi puri dal mondo. Ok, sì, vero, noi ci dobbiamo conservare, questa parola ce la potrò fare, ci dobbiamo conservare, ok, dall'impurità del mondo, certo, lo diciamo qua, praticamente ogni singolo weekend, ogni singolo sabato, ogni singola domenica, il mondo va a destra, noi andiamo a sinistra, noi siamo quelli controcorrente, noi siamo quelli controcultura, noi siamo quelli che lavorano, che pensano in un modo diverso, noi siamo quelli che vengono definiti pazzi dal mondo, come abbiamo detto durante l'introduzione. Ma continuando, Giacomo, molto interessante, perché Giacomo continua con un durissimo rimprovero a persone che hanno deciso di aiutare, sì, ma di aiutare persone che non ne avevano bisogno, di aiutare ricchi, di aiutare potenti, di aiutare persone che molto furbamente potevano ricambiare il favore. E questo non è assolutamente quello che ci dice la parola di Dio. La parola di Dio va completamente contrario. Questa è la vera azione controculturale, aiutare qualcuno che poi non c'ha niente da ridarti in cambio, aiutare qualcuno che poi forse non ti restituirà mai più. L'abbiamo detto nei capitoli precedenti, aiutare i poveri, aiutare gli orfani, aiutare le vedove. Cos'è che hanno queste categorie di persone da ridarti in cambio? Ma questa è la pura e vera religione che ci chiede la parola di Dio. Non fare i favoritismi, non fare io oggi ti aiuto in modo che tu domani mi aiuti, ma io oggi ti aiuto, punto. Perché? Perché è l'amore di Dio, basta. Ed è davvero un'azione controculturale perché va davvero contro a tutti i nostri precetti, a tutta la nostra logica. Perché dovrei aiutare qualcuno senza che io ne riceva niente? Per l'amore di Dio. Cura e sacrificio in modo disinteressato esattamente a quelli che poi non possono contraccambiare. Questa è la vera e pura religione. E cosa ci chiede di fare il Vangelo in queste situazioni? Di persone che hanno perso all'interno del loro cerchio familiare, all'interno della loro famiglia più stretta, il principale sostegno economico, il principale sostegno spirituale, emotivo. Fra quelle 3,8 milioni di vedove, solo in Italia, c'è un cospicuo numero di donne che hanno perso il principale sostegno economico, di donne che adesso non sanno dove vivere, donne che non hanno un lavoro,
Fra tutte le vedove presenti nel mondo, circa 1/3 sono sotto la soglia della povertà assoluta dopo aver perso il proprio marito. Quindi vorrei analizzare insieme, in particolare, la storia di una vedova dalla quale io spero che tanti di voi possano prendere tanto esempio. In particolare parlerò di Ruth. Ruth è un capitolo stupendo, nel frattempo lo potete aprire nella vostra Bibbia perché molto velocemente ripercorrerò quel libro. Sono 4 capitoli molto brevi, consiglio la lettura a chiunque. Ragazze, se dovete prendere qualcuno come esempio, prendete Ruth. Ruth è un personaggio incredibile. Ragazzi, se un giorno volete trovare al vostro fianco una Ruth, comportatevi di conseguenza. Cominciate a crescere ed essere all'altezza di una figura del genere. Perciò la storia di Ruth parte in un modo alquanto deprimente. Lo trovate nella vostra Bibbia, in particolare adesso i primi 5 versetti, molto velocemente. La storia inizia con una profonda carestia a Betlemme, il che è molto ironico, perché Betlemme vuol dire casa del pane, e subito il primo versetto, ci fu una carestia e mancò il pane a Betlemme. Come la casa del pane? Vabbè. Ci fu una profonda carestia e la famiglia di questo Elimelech, che il significato è il mio Dio è re, credo di aver messo sì un velocissimo albero genealogico con i significati sotto perché aggiunge un po' di profondità, si trasferisce a Moab. Bene, Moab è a circa 7-10 giorni di cammino ed è un popolo, ed è una zona che è stata rigettata dal Signore. È stata maledetta, è nato come popolo da una relazione incestuosa, seguivano divinità che non erano di sicuro il Signore, perciò questo uomo, probabilmente una figura abbastanza prominente nel suo villaggio, decide di trasferirsi dove? In un popolo dell'abominio, in un popolo peccatore, in un popolo che non seguiva assolutamente i precetti del Signore. Tutto questo per cercare pane. Ha visto una carestia, ha trovato subito la soluzione umana. Mi trasferisco, ho sentito che da quella parte invece non c'è carestia. Lì i suoi figli si sposano. 10 anni dopo tutti i maschi della famiglia muoiono. Situazione straziante. Rimane soltanto Naomi, Orpa e Ruth. Le uniche 3 donne rimaste di questa famiglia. E qui è molto interessante perché in quel momento Naomi, dopo aver perso marito, dopo aver perso figli maschi, che voleva dire la propria eredità, rimane esclusivamente con le 2 nuore e le fa un discorso abbastanza sensato. Io ritorno nella mia patria, il Signore mi ha tolto tutto, ritorno a casa. Voi per favore rimanete qua, questo è il vostro popolo, questa è la vostra gente, trovatevi un altro marito, voi avete ancora disponibilità, voi potete ancora vivere una vita. Io ormai basta, l'ho finita. Lì c'è un po' di discussione fra la suocera e le nuore, fino a che una delle 2, Orpa in particolare, decide di rimanere e di continuare la sua vita, ma Ruth decide di no. In particolare c'è questo testo bellissimo, citato spesso nei matrimoni, quando in verità con un matrimonio c'entra ben poco, perché in verità il discorso di una nuora a una suocera, okay? La stessa suocera che nella cultura italiana è vista in modo abbastanza difficile, c'è questo discorso bellissimo che è presente sempre nel primissimo capitolo di Ruth, perché siamo ancora lì, nei versetti 16 e 17, in cui sta scritto: ma Ruth rispose, non pregarmi di lasciarti per andartene via da te, perché dove andrai tu andrò anch'io, e dove starai tu io pure starò, il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio sarà il mio Dio, dove morirai tu morirò anch'io, e là sarò sepolta. Il Signore mi tratti con il massimo rigore, se altra cosa che la morte mi separerà da te. Discorso bellissimo. Lì Naomi dice: ok, mi puoi seguire. Di nuovo, 10 giorni di cammino, 1 settimana, 10 giorni. Lì, arrivata al villaggio, le amiche di Naomi la riconoscono da lontano, cominciano a correre addosso. Oh wow, Naomi, sei davvero tu? E possiamo vedere nei versetti 20 e 21 come Naomi risponde. Non mi chiamate Naomi, che se vi ricordate il significato prima voleva dire piacevole, amabile. Chiamatemi Mara, perché l'Onnipotente mi ha riempita d'amarezza.
Io partii nell'abbondanza, il Signore mi riconduce spoglia di tutto. Perché chiamarmi Naomi quando il Signore ha testimoniato contro di me e l'Onnipotente m'ha resa infelice? Ora, immaginate in quel momento di essere Ruth. Avete perso marito, avete perso il suocero, vi ritrovate a seguire la vostra suocera in un paese che non vi appartiene, con quella promessa che soltanto la morte mi separerà da te, e in quel momento vostra suocera davanti alle amiche dice: io non torno se non con amarezza, il Signore mi ha tolto tutto, io sto portando con me soltanto tristezza. Io posso immaginare come Ruth in quel momento abbia sentito gli sguardi delle amiche di Naomi su di lei, perché effettivamente lei era l'unica cosa che che Naomi si stava portando dietro. Una situazione che posso soltanto immaginare come sia orribile, perché in quel momento voi come Ruth siete il ritratto stesso dell'afflizione. Voi siete la rappresentazione più cruda della maledizione che a volte l'Onnipotente permette. Continuando il racconto, cambia totalmente scena. Qua adesso siamo nel capitolo 2, farò un riassunto molto veloce perché in verità il libro di Ruth starebbe in una predica a sé stante, davvero un bellissimo libro. E la situazione si ribalta, sembra troppo bello per essere vero, sembra tanto di quei film romantici che passano ogni tanto in TV, magari se conoscete in qualche anime che è comparso in qualche serie TV, una storia del genere, perché Ruth si ritrova a spigolare per caso nel campo, per caso di Boaz, che per caso è un parente e per caso sta facendo il ritorno a Betlemme. Un po' troppe coincidenze, no? Non credete? La storia prosegue addirittura con Boaz che la vede in mezzo al campo, subito si interessa a lei, che cerca di capire ma chi è questa donna non del mio popolo, questa moabita che sta qui spigolando il grano. C'era una legge molto antica ai tempi degli ebrei che quando si raccoglieva il grano che per sbaglio cadeva dai covoni e quant'altro doveva essere lasciato lì per vedove e orfani. C'era già una sorta di protezione sociale. E la storia prosegue con Boaz che addirittura invita Ruth a casa sua per mangiare e la fa tornare a casa con un efa d'orzo. Qui sono nel versetto numero 17. Per farvi capire, un lavoratore medio in una giornata poteva tornare a casa con un paio di chili d'orzo. Un efa d'orzo va più o meno fra i 30 e i 40 chili. Qui vediamo che Ruth faceva anche un bel po' di ginnastica, perché portarsi su un sacco di 30-40 kg a casa di sicuro non è stata un'impresa troppo facile. E andiamo a leggere in particolare nei versetti 19 e 20 del capitolo 2, quando la suocera le chiese: dove hai spigolato oggi? Dove hai lavorato? Benedetto colui che ti ha fatto una così buona accoglienza. E Ruth disse alla suocera presso chi aveva lavorato e aggiunse: l'uomo presso il quale ho lavorato oggi si chiama Boaz. E Naomi disse a sua nuora: sia egli benedetto del Signore, perché non ha rinunciato a mostrare ai vivi la bontà che ebbe verso i morti. E aggiunse: quest'uomo è nostro parente stretto e di quelli che hanno su di noi il diritto di riscatto. E qui entra in gioco il termine sul quale mi voglio soffermare stasera: redenzione. Perché nella legge ebraica c'era già delle indicazioni per assistere i propri familiari che stessero attraversando un momento di difficoltà, in particolare dei familiari a fronte della morte di un marito, di un capofamiglia. In questo caso il parente barra redentore avrebbe agito per sostenere questo congiunto in difficoltà. Il Covid in particolare ci ha insegnato molto bene il significato della parola congiunto, credo, vero? Ecco. Allora, c'erano 3 criteri che questo congiunto doveva rispettare per poter riscattare il proprio familiare. In primo luogo, lui doveva avere il diritto, ok? Doveva essere un parente stretto, come in questo caso qui di Boaz. Avere i mezzi economici, avere le risorse da investire effettivamente per tirare su questa nuova famiglia e avere la volontà di farlo. Quindi doveva avere il diritto, avere modo di sostenere questi parenti in difficoltà e soprattutto doveva volerlo. La storia di Ruth continua perché Boaz non era il parente più stretto, in verità ce n'era un altro più vicino. Solo che questo parente, una volta venuto a conoscenza del fatto che se avesse voluto riscattare Naomi avrebbe dovuto anche riscattare Ruth,
desiste, dice a Boaz: guarda, fai tu quello che vuoi. Boaz allora prende il carico e riscatta, e davanti alle porte della città, che è il luogo in cui si fanno tutti gli affari della città, arriva e compra tutti i possedimenti di Naomi, tutti i possedimenti di Ruth, sposa Ruth, eccetera, eccetera, eccetera. Leggetevi pure il libro, che ha un bellissimo finale. Ora, la storia di Ruth non è una semplice storia d'amore, come potete immaginare, ma è un racconto nel racconto destinato ad indicarci come Dio, nella storia, apre il suo cuore di fronte all'afflitto. Ok? Boaz non rappresenta il semplice modello della buona volontà, credo l'abbiate capito, perché se poi andate a leggere più a fondo, notate una strabiliante similitudine, che è quella della figura di Cristo. Incredibile, il Redentore, propriamente detto. In questa storia c'è un'illustrazione del misericordioso piano di Dio per noi, per la sua gente, per il suo popolo, ok? Qualcosa che può accadere a una famiglia ben più grande. Non una famiglia di sangue come nel caso di Ruth e Naomi, ma una famiglia composta da chi ha creduto in Lui. E questo è il punto nel quale noi entriamo, ok? Perché noi siamo chiamati non tanto ad essere Ruth, noi eravamo Ruth, ma noi in questo momento, come credenti, come fratelli, siamo chiamati a portare il testimone che qui in questa storia possiamo osservare in Boaz. Portare questo amore misericordioso a chi ci circonda. Analizziamo insieme questi criteri di redenzione della quale abbiamo parlato, no? In primo luogo abbiamo detto che c'è bisogno del diritto di redimere. E qui serve un collegamento, perché qua naturalmente stiamo parlando del Vecchio Testamento, ma nel Nuovo Testamento ci viene ricordato ancora che in primis una persona si deve occupare prima dei suoi parenti, dei suoi più prossimi. A che serve una persona che non si occupa delle persone più vicine a lui? In particolare possiamo leggere nella prima lettera al Timoteo 5:8 una precisazione molto dura da parte di Paolo. E sta scritto: se uno non provvede ai suoi e in primo luogo a quelli di casa sua, ha rinnegato la fede ed è peggiore di un incredulo. Abbiamo parlato prima della vera religione, della vera fede, e qua adesso stiamo parlando: se tu non ti occupi prima dei tuoi familiari, della tua casa, delle persone che ti stanno vicino, tu sei peggio di un incredulo, tu sei peggio di una persona lì fuori. Però, sempre nel Nuovo Testamento, nelle lettere pauline, ci viene ricordata un'importantissima verità, perché noi non facciamo più parte delle nostre famiglie, ma siamo chiamati a partecipare a una famiglia ben più grande, una famiglia che non è più connessa dal nostro sangue, ma è connessa dal sangue di Cristo. Andiamo a leggere insieme in Efesini 2, i versetti 13-16 e poi salterò il 18 e 19. In Efesini 2 sta scritto: ma ora in Cristo Gesù, voi che allora eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Lui, infatti, è la nostra pace. Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione, abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliarli tutti e due con Dio in un corpo unico mediante la croce, sulla quale fece morire l'inimicizia. Poi, saltando il 17, perché per mezzo di lui abbiamo gli uni e gli altri accesso al Padre in un medesimo spirito. Così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Quindi, primo criterio, la parentela stretta ce l'abbiamo con la famiglia di Cristo. Ok? Bene, passando al secondo criterio, molto velocemente, ok? Dobbiamo avere i mezzi per redimere. E qua in particolare non c'è effettivamente molto da dire, perché, ammettiamolo, i mezzi noi ce li abbiamo. E in particolare questo non un culto giovani, mi sto soprattutto rivolgendo a giovani adolescenti. Molti di voi sono ancora a scuola, molti di voi magari stanno iniziando, sono in mezzo all'università e stanno pensando: no, ma io non lavoro, io non ho effettive risorse. Vi ho lasciato una breve definizione, brevi 2 definizioni, ok, per farvi capire che quando si parla di mezzi, quando si parla di risorse per aiutare il prossimo, non si sta solo parlando di contributo economico, nonostante anche questo faccia bene la sua parte, ma voi potete benissimo fare quella visita, soccorrere
come abbiamo visto in Giacomo 1,7, attraverso il vostro tempo, attraverso le vostre forze, attraverso il vostro spirito, ok? Potete cominciare a servire queste persone che hanno bisogno, potete cominciare ad aiutare una vedova in difficoltà, potete cominciare a far compagnia, ad accompagnare, a camminare insieme a un orfano che sta attraversando un periodo di vita molto difficile. Dio ha predisposto la sua Chiesa in modo che si potesse prendere cura di questi orfani, di questi vedovi, di questi bisognosi. Ok? Terzo criterio della quale abbiamo bisogno, qual era? Abbiamo parlato che bisogna avere il diritto, abbiamo parlato che bisogna avere i mezzi e naturalmente bisogna anche volerlo, no? Chi non vuole non fa, giusto? Più o meno, circa? Vi vedo magari un po' confusi. Sono pochi punti molto interconnessi tra di loro, ok? Perciò la volontà di redimere, la ferma determinazione di redimere qualcuno non può nascere dalle statistiche che ho letto all'inizio, non può nascere dalle statistiche di cui magari dopo cercherete online. No, questa determinazione può nascere solo da qualcosa di superiore, come abbiamo visto anche nelle precedenti prediche. Può nascere solo da quella volontà che è quella di Dio. La volontà di qualcuno che ci ha visto come Ruth, perché noi eravamo Ruth, ok? Noi eravamo ribelli, noi eravamo l'ultimo scalino. Non eravamo solo poveri, ma eravamo qualcosa di ben peggiore. Eravamo i poveri di un altro popolo, di un popolo che il Signore aveva maledetto, di un popolo che in un versetto c'è chiaramente scritto: questo popolo non lo voglio più vedere per le prossime 10 generazioni. È un periodo di tempo lunghissimo. Eppure Dio ci è venuto a cercare come membri della sua famiglia. Non ci è venuto a cercare, a visitare come si visita un parente della quale ti può interessare ben poco. No, ci è venuto a soccorrere, è venuto e ha tracciato una linea verso di noi. In particolare, vi ricordate, in campeggio, quale enorme simbolo che abbiamo tirato fuori? Croce. Ok? Ed è solo attraverso di quello, è solo Dio facendosi uomo e versando il suo sangue per noi. Andiamo a leggere in Efesini 1, i versetti 3 e 7, l'inizio della lettera di Efesini. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Lui ci eletti prima della formazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel suo amore ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figli, secondo il disegno benevole della Sua volontà, a lode della gloria della Sua grazia che ci ha concessa nel Suo amato Figlio. Quando noi realizziamo quello che Gesù ha fatto per noi, che Dio ha fatto per noi, comprendiamo che alla luce degli orfani e delle vedove, Dio si aspetta lo stesso, Dio si aspetta la stessa categoria di aiuto, si aspetta un'analoga presa di posizione, una presa di posizione che rifletta questo amore misericordioso che noi in primis abbiamo ricevuto. Perché è attraverso Lui che riceviamo un'irresistibile spinta per aiutare questi orfani e queste vedove. La nostra volontà ci porterà fin lì, ma è solo attraverso Lui che susciterà in noi il vero amore, il vero desiderio di aiutare le famiglie in difficoltà, di aiutare figli in difficoltà, di aiutare donne e uomini in difficoltà. Ritornando nella storia di Ruth, nessuno si immaginava come Dio stesse usando quella situazione orribile. Nessuno si poteva immaginare cosa ne potrebbe essere uscito fuori. Come nessuno si può immaginare cosa potrebbe uscire fuori dalla vita di un orfano, cosa potrebbe uscire fuori dalla vita di una vedova. Prima ho buttato lì molto velocemente, sì, poi Ruth si sposa, eccetera, eccetera, andate a leggervi il finale. Però vi voglio fare un piccolo spoiler, perché il libro finisce troppo bene, è una storia troppo bella per poterla semplicemente lasciare così. Perché il libro di Ruth finisce in un modo che sembra letteralmente un film.
Boaz esercita il suo diritto, si sposano, yuhuhupi, felicità, nasce anche un figlio, che bello, ed è quel momento in cui di solito la scena piano piano affievolisce, fa nero, tu ti aspetti i titoli di coda, ti stai già alzando dal cinema per vedere, però poi il nero passa, si apre un'altra scena, tu ti risiedi di nuovo, mio Dio, ma cos'altro vuoi mettere? Ed è qui che, andando a leggere in Ruth capitolo 4, mi voglio soffermare in particolare in 2 versetti, il 13 e il 17. Perché il 13 è il nostro finale che ci aspettiamo, no? Così Boaz prese Ruth e divenne sua moglie, egli entrò da lei e il Signore le diede la grazia di concepire e quella partorì un figlio. Titoli di coda, la colonna sonora che piano piano si abbassa e arriva il capitolo 17. Le vicine gli diedero il nome e dicevano: è nato un figlio a Naomi. Lo chiamarono Obed. Egli fu il padre di Isai, padre di Davide. Questo per un ebreo che sta leggendo questa storia, molto probabilmente l'ha scritto Samuele, questo racconto, che lo possiamo prendere molto a pieno, lo possiamo davvero prendere come un fatto storico realmente successo. Un ebreo casca dalla sedia. Cosa vuol dire? Come mi puoi finire un libro così? Davide, il re, nato da dove? Nei suoi antenati cos'è che c'è? Una Moabita? Qualcuno che è stato rigettato? Qualcuno che ha vissuto la carestia? Qualcuno a cui è morto il marito? Questa è la storia che incapsula appieno, perché è da qui che viene quando vi dico è un racconto nel racconto. Noi eravamo Ruth, noi eravamo quelli dispersi, noi eravamo il popolo che aveva voltato la faccia a Dio, aveva deciso di andare in un'altra direzione. Eppure siamo anche Ruth nella redenzione, siamo anche Ruth nel essere capaci di fare cose straordinarie. Siamo anche Ruth nel senso di da noi usciranno fuori cose meravigliose seguendo il Signore, accettando la sua redenzione. Perciò in questo momento vorrei entrare in uno spirito di preghiera e in particolare mi vorrei concentrare e vorrei che voi poteste concentrarvi sulle persone che ci circondano. Magari qualcuno di voi non conosce effettivamente veri orfani, vedove, però magari conoscete qualcuno che sulla carta non è orfano, ma che in verità è come se lo fosse. E vorrei in questo momento di preghiera chiedere che il Signore possa illuminare i nostri cuori per darci quella volontà della quale abbiamo parlato, per operare secondo il suo disegno. Ti ringraziamo, Padre, per tutto quello che fai, per come ci hai salvati, per come abbiamo visto in questa storia tu ci abbia donato questa possibilità oggi di aiutare il prossimo. Ti ringraziamo, Padre, per la nostra vita, per quello che abbiamo e anche per quello che abbiamo perso, perché riconosciamo che nel tuo piano c'è qualcosa di magnifico destinato a noi. Ti prego, Padre, adesso di toccare i nostri cuori, di aprire i nostri occhi, in modo che possiamo effettivamente vedere queste necessità intorno a noi, queste necessità nella nostra chiesa, nelle nostre comunità, fra i nostri vicini, nelle nostre famiglie. Ti prego, Padre, apri i nostri cuori in modo che possiamo vedere queste necessità e possiamo operare secondo il tuo disegno, secondo il tuo desiderio. Instilla in noi la tua volontà, Padre, noi ti supplichiamo per poter aiutare, per poter proteggere, per poter confortare e visitare queste persone così come tu desideri, Padre. Noi tutto questo ti chiediamo in nome di Gesù. Amen. Invito i fratelli alla lode per il nostro momento di decime e di offerte, sempre ricordando come, sì, certo, gran parte va sicuramente a frutto della nostra comunità, ma di come anche gran parte di quello che noi doniamo attraverso la nostra Chiesa raggiunge famiglie nel bisogno,
raggiunge persone che, come abbiamo descritto oggi, hanno perso qualcosa e possono riottenerla attraverso il nostro aiuto, attraverso il nostro supporto, sempre attraverso l'amore di Cristo. Perciò alziamoci e cantiamo insieme. Adesso passiamo al nostro momento di decime offerte e lo possiamo offertare e donare con il nostro cuore. Amen. Lodino gli angeli, lodino c'è, ogni creatura celeste lassù, tutto lodi Dio. Lodino gli astri lucenti del cielo, lodino i mari e la terra qua giù, tutto lodi Dio. Grande in forza, grande in gloria, grande in grazia, Re del cielo, in battaglia, in prodigi, grande Dio è nella terra, grande in forza, grande in gloria, grande in grazia, Re del cielo, in battaglia, in prodigi, grande Dio è nella terra, nella terra, Grazie, oh Padre, per queste decime e queste offerte, che tu possa riceverle, Padre, nel tuo altare, come un profumo suave a te, Signore. Ti ringraziamo anche per questo momento che abbiamo avuto, Signore, di lode e adorazione, Padre, tutto è per te e che sia così in eterno, Padre. Grazie per la vita di ognuno qua presente, che tu possa benedire, che tu possa dare loro, Signore, la speranza e la forza, Signore, per iniziare un'altra settimana, Padre. Ti ringrazio nel tuo nome santo. Amen. Potete sedervi. Ok. Bene, annunci telegrafici il più possibile. E prima la cosa che è importante dire, in questa chiesa ci sono un sacco di ministeri, ci sono un sacco di necessità, di posti liberi, c'è la proiezione, c'è la videocamera, c'è il mixer, c'è la live, c'è la scuola domenicale, c'è la lode, c'è l'accoglienza. Abbiamo un sacco di cose per tutte le varie età, per tutte le varie persone che ci sono qua. Servire è una parte importantissima della vita cristiana e quindi se tu ti rendi conto che il tuo sabato e la domenica è arrivare, sedersi, guardare e basta, fatti un esame interiore, chiediti se ti piacerebbe fare qualcosa di questo e mettiti a disposizione. La Chiesa ha bisogno ed è molto importante che noi serviamo la Chiesa, che serviamo Dio e serviamo i nostri fratelli. Dopodiché, altri annunci? Per maggiori informazioni ci sono tutti i vari responsabili dei ministeri, se non sapete chiedete ai pastori, chiedete a qualcuno che vedete che smanette in giro, in qualche modo arrivate.
Molto bene, ogni ultimo giovedì del mese noi preghiamo per il mondo. Come avete visto in queste settimane ci sono tanti temi difficili, tante difficoltà, tante situazioni di sofferenza, vicine, lontane. È fondamentale che preghiamo per le persone. Quindi venite l'ultimo giovedì del mese alle ore 8:00 della sera, 20. Ma il giorno dopo ho scuola e io il giorno dopo ho lavoro. Però veniamo, preghiamo assieme. È molto molto importante questo. Poi, a posto? Ok, perfetto. Se siete giovani, se siete sposati, se siete giovani, abbiamo l'incontro delle giovani coppie sposate fino ai 35 anni, in modo che si venga seguiti in un modo specifico. Per maggiori informazioni il pastore Caio, ci sarà già l'incontro di questo ministero sabato 20 gennaio ore 20:30, quindi se conoscete persone di questa chiesa che sono under 35, sono sposati, siete caldamente invitateli a questo incontro. Pastor Caio è lì, per qualunque informazione chiedeteli. E ci sarà anche il convegno a Peschiera del Garda, il posto me l'ha detto che è da urlo, bellissimo, quindi mi raccomando, save the date, dall'8 al 10 marzo, fate sapere il prima possibile a Pastor Caio. Se conoscete qualcuno che rientra nella categoria o se rientrate nella categoria, contattate il Pastor Caio, fate sapere. Dopodiché mi sembra a posto? Penso a posto? No, ok, perfetto. Chi annaffia sarà anche egli annaffiato. La Chiesa è qui su questo mondo per fare la differenza. Noi non possiamo stare qua fermi a raccontarci le nostre cose mentre il mondo soffre attorno a noi. È fondamentale che la Chiesa sia in prima linea contro la povertà, contro le disuguaglianze, per aiutare chi è nel bisogno. E questa è l'iniziativa che la nostra Chiesa sta seguendo per aiutare chi è nella difficoltà. Quindi, per aiutare le famiglie, se volete mettere a disposizione, se dite, ma io non ho nulla da donare, chi ha le mani, alzate entrambe le mani, chi ha le due mani, tutti senza mani in questa chiesa, quelle le potete donare, non tagliatevele, ma mettetele a disposizione, potete venire a servire, potete venire a dare una mano, a preparare le cose, fare preparare gli scatoloni. Ci sono sempre persone povere, i poveri sono sempre con voi, ha detto Cristo agli Apostoli, quindi c'è sempre gente da aiutare, c'è sempre gente a cui portare le cose, c'è sempre gente nel bisogno. Quindi se siete con le mani in mano, già prima il senso di colpa vi stava rosicchiando un pochino, se adesso rosicchia un po' più forte, è normale e va bene. Altre cose? Penso basta, mi ha chiesto Samuel di dargli la parola, non lo vedo. Ok, perfetto. Allora... Ah sì, esatto, ok, manda l'incontro quello di domani, se ce l'hai. Domani alle 13, me lo sono segnato. Alle 13:30 fino alle 15:30 ci sarà questo incontro, domande e risposte, il Q&A biblico. Quindi se voi vi chiedete, ma perché esiste il peccato? Cosa succede dopo la morte? Ma posso sposarmi questa persona? Ma gli angeli come sono fatti? Ma Gesù aveva i capelli lunghi o corti? Se avete tutte queste domande, venite, numerosi, portatevi una Bibbia, portatevi appunti, perché sarà fondamentale prendere appunti, perché partiremo avremo risposte super complesse, con termini teologici lunghi così, quindi dovete scrivere tutto super velocemente. Portatevi un panino, perché partiremo puntuali. Quindi, no, ma io devo passare a prendere, devo mandare la pizza, il Mac o questo o quell'altro. No, siate rapidi, abbiate già le cose pronte, così mangiamo e all'1:30 si comincia. E dopodiché non so se c'è altro, do la parola a Pastor Caio. Mi raccomando, venite numerosi domani e pieni di domande. Vedete che sarà bellissimo. C'è anche. Ok, già c'è. Interessante qua. Tu non hai visto qua, Emanuele? C'è tutte le informazioni qua giù. Ok, cari. Una buona notizia, non questa domenica, prossima domenica, il 21, faremo un'assemblea alle ore 12 per una decisione molto semplice: installare aria condizionata in questa sala di culto, ok? Ok. Questo implica una piccola cosa, che da prossimo sabato in poi il bar starà funzionando, il ricavato del bar sarà per il pagamento di aria condizionata, così sarà vietato andare a un McDonald's e portare il McDonald's qua. Ok. Bene, andare a... Ok. Semplice, no? Ma senza battuta. Prossima domenica, non domani, il 21,
e staremo qua facendo un'assemblea, speriamo che sia veloce per approvare questo acquisto di aria condizionata per riscaldare un po' questo ambiente qua, ok? Così la temperatura uscirà da 9 gradi e andrà a 10 gradi, così sarà bellissimo. Ok, Maggie, vieni qua, sì. Questa ragazzina prendendo questo argomento di oggi, ragazzina sposata, sì, vecchietta già, ok. Prendendo l'argomento di oggi ha preso una decisione di servire in questa area e sarà lontana da noi per 8 anni, 6 anni, 5 anni, 6 mesi, ok? Fino a luglio? Sì, così dovete invitare Joshua per mangiare a casa vostra, poi invitare Joshua per fare la colazione, pranzo, cena, ok? Lui sarà da solo qua, ma non sarà da solo, sarà con noi, ok? E lei sarà in Polonia proprio, ok? Per questo periodo e un giorno tutti noi andremo là a fare una visita per lei, aprile o maggio, ok? No! Andremo lo stesso. Lei starà facendo... Vuole parlare qualcosa? Parli in albanese che io traduco. E lei starà facendo un lavoro, un volontariato là con questo gruppo di orfani. Preghiamo. Nostro Padre, quanto è bello vedere una serva tua, una figlia che prendono decisioni. Benedici, fortifica, Padre, e usa la vita di Meg in questo periodo. Che la tua presenza, Padre, sia con lei e che tutto quello che lei vivrà di là possa sentire la tua benedizione. Questa vita è nelle tue mani, oh Padre. La tua grazia, il tuo potere, il tuo grande amore sia con lei e che lei possa vedere le grandi cose che tu farai tramite lei. Grazie per la sua disponibilità, la sua storia. Ti ringrazio perché questa vita è molto preziosa ai tuoi occhi e anche per tutti noi. E che possiamo insieme a lei, oh Padre, vivere questa esperienza di aiutare spiritualmente a pregare e stare vicino a lei in questo periodo. Anche in Joshua, oh Padre, benedici e che lui possa vivere questa esperienza anche qua. Sia con lui, oh Padre. E grazie per questo momento, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Dio ti benedica. Ok, veloce. Oh, Samuel, ancora. Ti do 30 secondi, ok? Serviranno un pochino più di 30 secondi, pastore? Allora, l'avete voluto voi, ricordatelo. Perché purtroppo nei sabati precedenti qualche simpatica personcina mi è venuta a ricordare: ma Samuel, ma guarda che noi, dopo il campeggio, tu non ci hai detto che hai vinto. Quindi io vengo qua in veste di se non si impiglia, magari, forse, ecco qua, grazie, in veste dello staff, innanzitutto per portarvi qualcosa che mi avete chiesto in 1000, cioè, cosa ha risposto Giulio? Chi c'era qua al campeggio? Chi c'era qua al campeggio? Chi c'era qua al campeggio? Sulle mani, sulle mani, sulle mani. Chi c'era qua al winter camp? Grazie, grazie ragazzi. Perciò Joshua, se per favore puoi proiettare la magica risposta di Giulio che mi ha dato al video che gli ho mandato commemorativo alla sua laurea. È stato un uomo di poche parole, mi ha ringraziato, mi ha mandato dei cuoricini, poi mi ha chiesto che ne usai e da lì è partita la conversazione. Ma ringrazio tutti i partecipanti per quel magnifico video perché è stata davvero una bellissima esperienza, ok? Ringrazio davvero di cuore a tutte quelle persone. Ma in verità questo qua non è l'annuncio principale, anche perché gliel'ho dovuto pure ricordare, lui non se l'è ricordato, gli ho dovuto scrivere un messaggio: oh Fra, per favore dai, rispondi perché questi qua mi sono al collo, mio Dio, cosa dico? No dai. Allora, in verità questo è un surplus, noi potremmo già salutare le persone in casa, ma oppure lo facciamo telematico perché dai, bisogna farlo. E in particolare chiedo a Joshua di far partire la musica, creare qua un po' di atmosfera, perché ce n'è bisogno, no? Non credete che ce n'è bisogno? Perché noi qua dobbiamo parlare di chi ha vinto, ok? Di chi ha affrontato determinate sfide. In particolare vorrei qua davanti insieme a me Gabriel, che ha tenuto il conteggio dei punti, anche Lucas, che ha inventato diversi giochi per farvi dare dei punti, perché in questo campeggio c'è gente che ha lottato, c'è gente che ha sudato, c'è gente che ha messo il proprio sangue per i giochi e noi vogliamo onorare queste persone. Abbiamo dovuto fare diversi conteggi
ma alla fine ce l'abbiamo fatta e abbiamo un vincitore di questo campeggio, ok? Abbiamo tempo. Allora, non volete sapere chi ha vinto questo benedetto campeggio? Qual è la squadra che ha vinto più punti? Chi ha giocato meglio? Pochi convinti. Vabbè, io posso anche andare a casa se vuoi anche togliere il coso. Allora, volete sapere chi ha vinto, sì o no? Ok! Allora, abbiamo in quarta posizione, vi ricordate i nomi delle squadre, vero? Abbiamo la bellezza degli Excalibur! Poi, salendo sul podio, in terza posizione, abbiamo un squadra... Devo sentire ancora un po' di Champions perché sennò qua non si carica. Grazie. Abbiamo gli incredibili, meravigliosi 7 talenti. Ma ora voi volete sapere chi è il primo, vero? Voi volete sapere chi è arrivato primo, vero? Dopo tutti questi conteggi, vero che lo volete sapere? Vero che lo volete sapere, vero chi è il primo? Chi è che qua vuole sapere chi è arrivato per primo? Chi è rimasto? Chi è rimasto? Voglio sentire un bellissimo urlo dei pescatori di cuori. C'è qualche pescatore di cuori qui? Che hanno avuto l'incredibile... Sono presenti in 2. Non abbiamo neanche il capitano. Va bene così. Abbiamo i pescatori di cuori. Poi abbiamo... perdonate perché io fino ad oggi non so il nome, ok? Le rose di Sharon, ok? Se andate a leggere in Cantico dei Cantici li trovate, sono lì, ok? Abbiamo qualcuno delle rose? Grande Nicole, tutti noi. Abbiamo anche lì soltanto 2. Allora, c'è anche chi? I due dei cuori. Dato che sono pochi, dai, pescatori di cuori, dai, venite qua davanti. Sì, anche le rose. Prego, potete venire. Voi siete rappresentanti di queste squadre, perciò vi voglio vedere ben carichi, ok? Allora, qua, mi raccomando, chi credete abbia vinto in questo meraviglioso campeggio? Un applauso per cos'è? Le rose? No, le rose sono di là! Le rose! E invece per le... Cos'è? Pescatori. Sono state giornate poche, sono state intense. E voi lo sapete, io sono quello degli annunci rapidi, io sono quello che vuole spendere poco tempo, ok? E quindi hanno vinto? Ha vinto il campione che adesso mi rimette la musica da Champions, però dall'inizio. Grazie. Per far calcare qua un po'. Sì, perché qua bisogna creare un po' di atmosfera, ok? Perché dopo aver lottato, dopo aver pianto, dopo aver avuto la febbre, dopo che qualcuno di loro è addirittura svenuto, dall'emozione, non li abbiamo trattati male, ok? Erano tutti al sicuro. Dopo aver ricalcolato punteggi più di una volta, grazie Gabri per tutto il contributo. Dopo aver inventato giochi con tipo 30 secondi di tempo, grazie Luca per il tuo contributo. Qualcuno ha vinto, qualcuno ha spinto i propri animi, ha spinto la propria squadra e ha deciso di vincere. Pescatori o rose? Voglio un po' di casino, insomma, qua è un campeggio di persone che hanno vinto, di persone che hanno combattuto. Perciò nomino ufficialmente i vincitori del Winter Camp 2023. Scusami, puoi ritirare fuori È stato difficile, 20 punti di differenza fra il primo e il secondo, ok? Per favore. 65 punti di differenza fra il primo e il secondo, ok? Quasi.
ma qua qualcuno ha vinto e nomino ufficialmente i vincitori di questo campeggio edizione Winter Camp 2023. I vincitori di questo campeggio sono le rose di Sharon! Complimenti a tutti quelli che hanno partecipato, a tutti quelli che hanno sudato, a tutti quelli che hanno dato l'anima per questi giochi. Pescatori, vi andrà meglio l'anno prossimo, tranquilli, avete fatto anche voi un ottimo lavoro. Bravi, bravissimi. A te che sei da casa e hai visto tutto questo, non preoccuparti, qui stiamo tutti bene, sono stati dei giorni magnifici. Genitori, mandate i vostri figli nei campeggi, sono esperienze incredibili, una bellissima stretta di mano, ve lo siete meritati, grazie. E a tutti voi finalmente io posso dire buona serata, Dio vi benedica, ci vediamo.